questa è l'uscita per dei turisti per le località balneari. Sono 30 anni che lo aspettiamo, finalmente si apre un sogno che si realizza. Il casello autostradale di Meolo diventa la porta per quelle che sono le mete estive di milioni di turisti italiani e stranieri, le spiagge di Jesolo, Lignano e Raclea, posizionato a cavallo tra i comuni di Meolo e Roncade, tra le province di Venezia e Treviso, ha 9 porte di uscita e 4 di entrata e un enorme parcheggio scambiatore. Atteso per lungo tempo, l'opera si inserisce nei lavori del primo lotto quarto d'Altino San Donà di Piave per la costruzione della terza corsia. Prima delibera dei consigli comunali del 1963. Questa è la dimostrazione che poi con le procedure semplificate le cose si riescono a fare e si fanno meglio. Un'opera che nasce dalla volontà di fare di 2 regioni, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, coalizzate per modernizzare il territorio e sopperire ad anni di assenza in ambito viario infrastrutturale. Un modello vincente che rimane anche per opere come la Pedemontana e la terza corsia che oggi è in stand-by per motivi economico-finanziari. La società sta discutendo delle condizioni finanziarie con le banche e abbiamo già ottenuto 2 importanti riconoscimenti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca Europea degli Investimenti. Adesso contiamo di chiudere questa procedura in modo da poter proseguire con le attività che stiamo facendo. Un casello autostradale inaugurato 6 mesi in anticipo rispetto alle previsioni grazie al lavoro dello stesso commissario straordinario per il quale si spera che il governo rinnovi l'incarico. Un'opera che nasce grazie all'idea di un piano finanziario regionale che vede i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti e della Banca Europea per i finanziamenti. Ma dopo il casello rimane da portare a casa l'altra opera fondamentale. Andremo in gara a breve, spero per fine anno, inizio del prossimo, con la naturale prosecuzione di questo, che è l'autostrada del mare, il collegamento da questo casello fino a Jesolo. Nel frattempo a Jesolo sono già in avanzata fase di costruzione i vari svincoli.